Catania, le sue piazze, le sue strade, gli occhi delle sue donne non truccati. Andarono ad abitare in un appartamentino al centro storico di Catania, a pochi passi dal cosiddetto Fortino, in un edificio di vecchia costruzione. L'appartamento era di 2 vani e mezzo, con un piccolo balcone che si affacciava su Via della Concordia, mostrando dall'alto le 1000 bottegucce colorate. Quella mattina, affacciandosi su quello scorcio di nuova realtà, udirono i rumori della città che si svegliava. Qualche macchina passava per la via e la gente andava di fretta. I commercianti aprivano le loro botteghe e i venditori ambulanti cominciavano ad urlare la loro mercanzia per attirare i clienti distratti. Era una festa di rumori, colori e odori. Entusiasti pensarono di uscire e inabissarsi nel caos di quella città che era stata fugace meta del loro viaggio di nozze. Era ancora vivo il ricordo delle passeggiate per le vie del centro e la lunga sosta alla Villa Bellini, dove un fotografo ambulante aveva immortalato i loro volti sorridenti e i loro sogni. Le vetrine dei bei negozi alla moda esponevano abiti e cappellini. In piazza Duomo c'erano in attesa piccole carrozze trainate da cavalli con in testa pennacchi dai colori sgargianti. Olga, entusiasta, aveva battuto le mani e scoccato sulla guancia del marito un gioioso bacio, mentre lui l'aiutava a salire in carrozzella. Ricordando quei giorni indimenticabili, mia madre propose subito di andare al centro e rivivere una nuova luna di miele. Ancora non sapeva di essere incinta e si sentiva dinamica e nel pieno fiore della sua splendida giovinezza. Nei primi mesi di gravidanza la vita scorreva leggera e piacevole. La piccola casa in affitto, un po' tetra e buia, si era trasformata in un nido accogliente. Olga, infatti, riusciva a rendere vivace ogni cosa. Le tende dai colori tenui, i fiori e le piccole piante colorate sul balcone che richiamavano la primavera, il divanetto per gli ospiti, foderato sapientemente, faceva pensare a un campo di papaveri. Ceste di frutta sul tavolo della cucina auguravano l'abbondanza e il lettone con la coperta color oro preannunciava ricchezza, mentre il lettino di Marella, con sopra tante bambole di pezza, era allegro e vivace. La vita scorreva con ordine e metodo, le pulizie mattutine, la spesa giornaliera con la piccola Mara tenuta stretta per la mano e il pancione che iniziava ad intravedersi fra le pieghe dell'ampio vestito. Il pranzo pronto a tavola in attesa del rientro di Saro, che, dopo un bacio frettoloso, ritornava al lavoro. Qualche lavoretto di cucito o di rammendo e poi la cena e il riposo. Solo la domenica si usciva tutti insieme per una passeggiata e un gelato per le vie del centro. A volte però la vita è inaspettata. I progetti falliscono miseramente e per quanto l'immaginazione riesca a tracciare un futuro pieno di colori, il dramma prende forma pian piano, coprendo di un torbido velo scuro i colori e le forme. Tutto si trasforma sotto gli occhi attoniti dei protagonisti e appare una nuova realtà sconosciuta, astratta e priva di luce. Di lì a poco una serie di eventi tragici sconvolsero la vita della piccola famiglia. Olga era quasi prossima al parto quando ebbe una tragica notizia: la morte dei genitori.
Erano fuggiti via insieme da questa vita. Nonno Domenico, accolto da un improvviso malore, aveva lasciato un vuoto incolmabile nella casa e nei cuori. Nonna Giuseppina, quasi per non disturbare, in silenzio, discreta, in punta dei piedi, lo aveva seguito dopo pochi giorni. Olga avvertì dentro una profonda lacerazione e, subendo quello strazio che non le dava tregua, supplicò il marito. Doveva andare dai suoi, voleva rivederli per l'ultima volta. Doveva abbracciarsi stretta ai fratelli e consolidare nel dolore il legame di sangue che li univa, piangere con loro, ricevere e dare conforto e carezze e morire con loro. Ma mio padre, preoccupato per il parto imminente e volendole risparmiare un'ulteriore devastazione in quel momento difficile, non le consentì di affrontare quella prova. Questo segnò la fine del loro amore e della capacità di mia madre di dare amore. Cadde in un silenzio senza fine che, come un velo luttuoso, avvolse di tristezza tutti intorno. I giorni trascorrevano tristi e monotoni, la casa diventò buia e i colori si trasformarono in sfumature di grigio e lei si tramutò in un automa senza cuore. Si muoveva come comandata da una forza invisibile, continuando freneticamente a svolgere i suoi compiti. Ma i suoi occhi diventarono vuoti e cessarono di sorridere. Solo di tanto in tanto una carezza per Marella, ma per il marito nessun sorriso, nessuno sguardo. Le doglie la colsero di sorpresa un giorno, all'improvviso. Aveva dimenticato l'esserino che cresceva nel suo grembo. Aveva dimenticato la vita che ancora scorreva dentro di lei. E quando quel fiume impetuoso irruppe fra le sue gambe per svegliarla da quello stato catartico, senza alcuna emozione, trovò la forza di chiamare il marito e annunciare con voce atona: «Sono pronta». Sicilia